si abbattono i tempi, si fanno le cose perché si devono fare e quindi e sono molti gli articoli perché si lavora sull'eolico, sul fotovoltaico, sul geotermico, sui sistemi di ricarica, sui sistemi di accumulo, sulle smart grid, cioè sulle reti intelligenti. Meno burocrazia per accendere le fonti rinnovabili e questo per il senatore Dem Andrea Ferrazzi, uno dei punti più qualificanti del decreto energia convertito finalmente in legge a Palazzo Madama, dove in mattinata è stata posta la fiducia, un provvedimento atteso che contiene anche le risorse per la rigenerazione urbana, partita che a inizio anno aveva mobilitato i comuni veneti. E poi circa 1 miliardo di euro, 905 milioni di euro per i comuni, sopra i 15.000 abitanti, che non erano stati finanziati nei progetti di rigenerazione urbana. Guardi, erano soprattutto i comuni del Veneto e in parte lombardi. Restano le questioni di fondo contenute anche nel DEF e che lo stesso Ferrazzi ha affrontato in aula, uno in particolare. L'aumento dei prezzi dell'energia non è collegato solamente alla crisi ucraina, era nato anche precedentemente, negli ultimi mesi del 2021, non c'è dubbio alcuno che sono in corso elementi fortemente speculativi. Speculazione a cui si può far fronte solo con un'azione di sistema. Autonomia e sicurezza energetica, scandisce Ferrazzi. Che vuol dire sicurezza geopolitica, per uscire dai ricatti, perché è giusto uscire dal ricatto di Putin, ma non possiamo metterci nelle mani strutturalmente nel tempo dei ricatti di paesi come l'Angola, il Congo, l'Algeria e poi vediamo chi. Con la conversione delle scorse ore scatta anche la cosiddetta operazione termostato che parte dal 1° maggio. Negli uffici dei ministeri, negli enti locali e nelle scuole la temperatura dei condizionatori non potrà essere inferiore a 27 gradi con un margine di tolleranza di 2 gradi. Dunque nessun ufficio pubblico potrà avere una temperatura inferiore ai 25 gradi.